Niscemi, il fronte della frana è di 4 chilometri, in 1500 senza tetto, la protezione civile, situazione critica, i crolli destinati a continuare, le case, ciò che contengono non si potranno recuperare, vertice sull'emergenza con il governatore Schifani. Il geologo, il terreno argilloso su cui poggia Niscemi scivola perché è impregnato dall'acqua a causa dell'alluvione di questi giorni, ma il rischio era già stato segnalato. Per l'emergenza ciclone il Consiglio dei Ministri stanzia 33 milioni e scoppia la polemica. Le stime dei danni solo per la Sicilia superano il miliardo. Assicurazioni per le imprese danneggiate dal ciclone? Ora si scopre che le mareggiate non sono comprese nelle polizze. Un bizantinismo, dice il ministro Musumeci, che intende correre ai ripari. A San Leone, nell'Agrigentino, arrestati 2 sciacalli intenti a rubare cibo e bevande. Antidroga a Messina, 100 carabinieri smantellano una rete di spacciatori al villaggio CEP, 15 in manette. A Catania, arrestati dalla polizia padre e figlio minorenne, nascondevano 140 kg di droga in panetti camuffati da saponette. A Catania è inaugurata, nel giorno della memoria, una mostra dedicata ad Anna Frank. Mattarella, la Shoah, il punto più oscuro della storia. La premier Meloni, l'antisemitismo, una piaga. Calcio, il Palermo sul mercato insiste per Tramoni del Pisa, con Jonsen della Cremonese come alternativa concreta. Intanto i rosanero puntano a una vittoria pesante a Bari per restare sulla scia delle prime. Serie C, il Catania prepara la trasferta di sabato a Potenza contro il Sorrento. Assenti Di Tacchio, out per infortunio, e Casasola squalificato. Toscano valuta soluzioni in difesa e a centrocampo in un febbraio ricco di impegni. Ci colleghiamo con Niscemi per la drammatica situazione causata dalla frana. Il punto in diretta con Giusy Lazzara. A te Giusy. Sì, è assolutamente drammatica la situazione, soprattutto 1500 le persone che hanno passato la seconda notte ospiti in casa di parenti e soprattutto anche che cercano di recuperare qualcosa dalle loro case che sono nella zona rossa, quindi la zona interdetta per questa frana terribile, enorme, anche di 4 chilometri, di un'intensità anche che stanno monitorando tutti appunto gli esperti, i geologi che sono arrivati, la protezione civile, anche i vigili del fuoco che oggi hanno fatto diversi sorvoli per capire cosa stia accadendo. Una frana comunque tutta in divenire, ma loro cercano di avere anche una possibilità di ritornare nelle loro case anche per pochissimo, per prendere gli effetti personali. Abbiamo sentito alcuni e ora vi li facciamo ascoltare. Non ho parole per tutto ciò. Non ero salita ancora in piazza, ma adesso vedendo tutto questo mi strambusta ancora di più. Lei ha dovuto lasciare di corsa la sua casa? Sì, non abbiamo niente con noi, dietro di noi. Ho preso la borsa perché tengo tutti i documenti in borsa. Allora, essendo che mi trovavo da sola a casa con 2 bambini, ho preso i miei figli e me ne sono scappata. Dopo tanti sacrifici, io e mio marito. Comunque, l'importante è che siamo vivi. Esatto. La cosa più importante è quella. Il resto si vede. Poi si vede. E li vedete, qui sono ancora in fila davanti al comune per cercare appunto di capire, di sapere se è possibile e quindi anche di capire come possono affrontare l'emergenza abitativa. Emergenza abitativa che si intreccia ovviamente con quello che è il disastro ambientale e soprattutto anche i danni strutturali, i danni ambientali ma strutturali che si sono verificati con questa frana. E per questo oggi al comune di Niscemi c'è stato un vertice
vertice al quale ha partecipato il capo della Protezione Civile Nazionale siciliano. Sentiamolo. In realtà è l'intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela. Significa fondamentalmente che l'impatto è un impatto particolarmente complesso. Bisogna essere onesti, ci sono delle case prospicienti sul coronamento della frana che ovviamente non potranno essere più popolate, quindi è necessario ragionare insieme al sindaco in una delocalizzazione definitiva di queste famiglie. C'è ovviamente una fascia di sicurezza che deve essere analizzata. Un dato è certo, la frana è assolutamente ancora attiva, io stesso l'ho documentata col mio telefono mentre facevo il sopralluogo, quindi è chiaro a tutti che la situazione è davvero veramente molto complicata. La casa che è sul ciglio e che sembra integra è una casa che non potrà mai essere abitata, neanche potrà essere raggiunta dai vigili del fuoco per togliere quelli che sono i beni di queste case. Io voglio che sia chiaro, perché altrimenti infondiamo false aspettative che non è il caso di dare ai cittadini di Niscemi. È proprio la casa quello che chiedono tutti quelli 1500 sfollati, e forse se ne potrebbero aggiungere ancora di più. E dunque questo è stato uno degli argomenti al centro dell'incontro che c'è stato sempre qui in municipio con il presidente della regione Schifani. Sentiamolo e poi restituisco la linea. È una situazione grave, dinamica, non è un terremoto dove avviene e poi si ricostruisce, questa è una situazione critica in evoluzione, per cui è giusta la indicazione di 150 metri di sicurezza, poi si verificherà se ridurla o meno, però è evidente che c'è tanta gente che non tornerà più in quell'abitazione, non può più tornare. Si sono fatte analisi sull'aspetto dell'assistenza sanitaria che viene garantita, abbiamo fatto degli incontri, stiamo sollecitando il riaggancio del gas che manca, naturalmente si potenzieranno le squadre dedicate a questa attività, le abbiamo fatto chiamare. Per quanto riguarda poi la questione della ripopolazione di chi perderà la casa, ci stiamo facendo carico di realizzare un programma di ricollocazione a spese naturalmente pubbliche di nuovi alloggi, alcuni nuovi in via di fatto sostanzialmente, altri trasferimenti in alloggi già esistenti, ma comunque c'è un piano che prevede di dare garanzia a tutti coloro i quali non potranno rientrare nelle loro abitazioni di poter avere una nuova abitazione. Per il geologo, professor Carmelo Monaco dell'Università di Catania, il terreno argilloso su cui poggia Niscemi scivola perché è impregnato d'acqua a causa dell'alluvione di questi giorni, ma il rischio, dice, era già stato segnalato. Emanuela Corsi. Professore, che cosa sta succedendo a Niscemi? Allora, come potete vedere da questa immagine, è in atto una frana di tipo rotazionale. Il pendio fatto da argille, costituito da argille molto deboli, soprattutto se imbibite d'acqua, scivola a valle e si porta dietro la parte più alta su cui è costruito il paese, che è fatta da arenarie, sabbie cementate, su cui sono costruiti ovviamente i quartieri che in questo momento sono stati danneggiati. Quindi è giusto dire che è in atto uno scivolamento del terreno? Sì, uno scivolamento, noi lo chiamiamo scivolamento rotazionale. Eppure non sembra una novità, perché questa è una cartina, è un piano del 2006, che cosa indica? Dunque, questa è una mappa realizzata dalla regione siciliana. Nel 2006 fu realizzato il piano stralcio d'assetto idrogeologico, chiamato anche PAI, che metteva in evidenza le zone pericolose e le zone a rischio di tutto il territorio siciliano. Qua in particolare ci troviamo a Niscemi, quello è l'abitato di Niscemi, e già veniva evidenziata questa grande frana che è anche etichettata con una sua targa. Il rosso è il massimo rischio, l'arancione è il rischio un po' minore. E come vedete le zone a rischio le aree a rischio sono le strade e gli edifici costruiti sul ciglio della scarpata. Qui vediamo un'altra frana che è avvenuta nel 1997, sono passati 30 anni, che cosa è cambiato rispetto ad allora? Il 12 ottobre del 1997 si è avuta questa frana indicata in giallo, questo è il coronamento, ovviamente la frana avviene a valle. La cosa che è successa adesso è indicata con la linea rossa, che la frana si sta non solo sta indietreggiando, quindi si porta giù edifici ancora più a monte, ma si sta estendendo verso nord. È probabile che col tempo, magari nei decenni, nei secoli, questo coronamento indietreggerà sempre di più.
L'emergenza ciclone adesso, il Consiglio dei Ministri stanzia 33 milioni di euro per il disastro che è successo in Sicilia, ma scoppia la polemica. Le stime dei danni solo per la nostra regione superano il miliardo. Luca Ciliberti. Al termine del Consiglio dei Ministri, tra i sindaci dei territori colpiti dal ciclone Harry è calato il gelo. Il governo ha stanziato 100 milioni di euro complessivi per Calabria, Sicilia e Sardegna, le 3 regioni devastate dal maltempo. Lo Stato è vicino ai cittadini e ai territori, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Per opposizione e sindacati però la cifra complessiva, divisa per le 3 regioni con 33 milioni di euro ciascuno, non è sufficiente. In Sicilia una prima stima provvisoria, calcolata anche sui danni indiretti e diretti, tende a superare il 1,5 miliardi di euro. A queste risorse si aggiungeranno ulteriori 70 milioni di euro stanziati dalla regione, spiega contrito il presidente Schifani, nominato commissario per l'emergenza. Briciole tuonano dal Movimento 5 Stelle, un insulto a migliaia di persone che hanno perso tutto, aggiunge ABS. Sembra una burla, dice la CGIL, ed evidentemente la presidente Meloni sta sottovalutando una situazione gravissima, commentano dal Partito Democratico. La segretaria del PD, Elly Schlein, oggi è in Sicilia, prima Niscemi, poi a riposto per toccare con mano i disastri lasciati dal maltempo. Al termine della riunione, comprendendo la delusione delle regioni, è stato proprio il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci a gettare acqua sul fuoco. Quando il dato sarà definitivo, ha detto, arriverà anche un decreto legge per le altre risorse e man mano che arriveranno le documentazioni sulle spese da sostenere erogheremo le somme. Proprio sui fondi si concentrerà l'aula dell'ARS, bisognerà votare l'utilizzo di 20 milioni di euro prelevati dai fondi globali. Insomma, la promessa di tempi stretti e meno burocrazia sembra già sciogliersi ai primi raggi di sole. Il sindaco di Taormina lancia l'allarme a causa dei gravi danni provocati dal ciclone Harry lungo la fascia ionica, dice De Luca. La situazione è critica nei comuni costieri, da Giardini Naxos a Rocca Lumera. Gli scarichi fognari, dice il sindaco di Taormina, arrivano a mare. Non possiamo aspettare la cabina di regia, aggiunge il sindaco di Taormina, mentre il mare viene inquinato. Assicurazioni per le imprese danneggiate dal ciclone? Ora si scopre che le mareggiate non sono comprese nelle polizze. È un bizantinismo per il ministro Musumeci, che intende correre ai ripari. Lorena Dolci. Intanto bisogna capire quante sono le attività danneggiate, quali quelle coperte da assicurazione. Ricordo che da qualche mese in Italia l'assicurazione contro le catastrofi è obbligatoria. La legge di cui parlava il ministro della Protezione Civile Musumeci sul lungomare di Catania è entrata in vigore dopo vari rinvii il 1 gennaio 2026. Ma nel mezzo dei sopralluoghi, sulle strade sbriciolate dalle onde, nelle case sventrate e negli stabilimenti a pezzi, si scopre che la polizza catastrofi naturali per le piccole e medie imprese lascia scoperti proprio i danni subiti di recente da Sicilia, Sardegna e Calabria. L'allarme di Assoutenti, secondo cui le mareggiate non rientrano nella categoria dei rischi, viene confermato dalle assicurazioni. Tutto ciò che riguarda acqua salata non rientra nella copertura. Si è escluso il tema delle mareggiate, che invece è quello che purtroppo ha colpito la nostra terra. Una norma che è stata introdotta con la manovra 2024, pensando soprattutto alle alluvioni che hanno devastato il centro Italia. La polizza prevede la copertura per terremoti, sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane. L'assenza di polizza non comporta multe per le imprese, ma chi non ha rispettato l'obbligo potrebbe essere escluso da contributi, sovvenzioni e agevolazioni. Il ministro Musumeci è tornato sul tema, bollando come un bizantinismo la differenza tra ciclone e mareggiata e annunciando l'apertura di un tavolo di confronto con il settore assicurativo. Speriamo naturalmente che l'iniziativa del ministro Musumeci vada in porto. Intanto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Galvagno ha attivato un conto corrente che è intestato, questo qui, è intestato alla regione, dedicato all'emergenza ciclone Harry. Come vedete quello lì è l'IBAN, sovrimpressione, per contribuire con una donazione. Il Liban è intestatario regione siciliana, quindi non possono esserci dubbi, causale emergenza ciclone. Spero abbiate avuto il tempo per segnare il Liban.
attraverso il quale è possibile fare una donazione, che sicuramente è un gesto positivo oltre che necessario. E intanto non manca la cronaca nera in questa vicenda. In un chiosco di San Leone, che è una frazione balneare di Agrigento, duramente colpita dal maltempo, 2 sciacalli stavano tentando di rubare generi alimentari. Sono stati arrestati dai carabinieri. Davide Sardo. Oltre il danno, la beffa. Sciacallaggio l'altra notte a San Leone, danni del ristorante chiosco La Perla, già duramente colpito dalle mareggiate provocate dal ciclone Harry. I carabinieri di Agrigento hanno arrestato in flagranza di reato 2 fratelli di 19 e 23 anni di origine nordafricana, ritenuti responsabili di un tentato furto all'interno del locale situato al Viale delle Dune. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio nelle ore notturne, hanno notato i 2 giovani aggirarsi con fare sospetto nei pressi dell'attività commerciale, già alle prese con ingenti danni strutturali causati dal maltempo. I carabinieri li hanno quindi sorpresi all'interno del ristorante mentre tentavano di asportare generi alimentari e bevande per un valore complessivo stimato in oltre 1.000 euro. La refurtiva è stata recuperata e rimessa nella disponibilità dei proprietari. Nel corso dell'intervento è stato inoltre rinvenuto e sequestrato un grosso coltello da cucina. Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, i 2 arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. L'operazione rientra nel potenziato dispositivo di vigilanza attivato dall'Arma dei Carabinieri dopo l'emergenza meteo per prevenire reati predatori e contrastare i fenomeni di sciacallaggio. 2 offensive antidroga oggi. A Messina 15 arresti per spaccio, stroncata dai carabinieri un'organizzazione del villaggio CEP che spacciava in città e provincia. Francesco Triolo. 15 arresti, 12 in carcere e 3 ai domiciliari sono stati eseguiti dalla squadra mobile di Messina su disposizione della direzione distrettuale antimafia, decapitata un'organizzazione con base nella zona sud della città, al villaggio CEP, strutturata e dedita al traffico di sostanze stupefacenti, cocaina, hashish e marijuana destinati al mercato di Messina e dell'intera provincia. Le accuse contestate sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e numerosi episodi di acquisto e cessione di ingenti quantitativi. Le indagini, avviate nell'aprile del 2022 dopo l'arresto in flagranza di uno dei fornitori del gruppo durante una consegna di cocaina, sono state condotte attraverso appostamenti, pedinamenti e videosorveglianza. L'organizzazione aveva una ripartizione di ruoli e compiti oltre che armi, così da esercitare un effettivo controllo del territorio. Il capo gestiva i rapporti con i fornitori calabresi e catanesi. Con l'aiuto del figlio c'era poi una rete di distribuzione capillare sia all'ingrosso che al dettaglio. Nelle comunicazioni tra loro i membri utilizzavano cautela e prudenza, spesso le conversazioni sono state riprese con gli indagati coprirsi la bocca o parlare a bassa voce all'orecchio. Sequestrati circa 12 kg di droga, 8 pistole, 2 fucili e 45.000 euro in contanti. A Catania, panette di droga mascherati da saponette. A Nesima la polizia ha sequestrato a padre e figlio ancora minorenne 140 kg di stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. I 2 sono stati arrestati. Roberta Lunghi. Sembravano comuni scatoloni da trasloco, ma al loro interno nascondevano chili di droga. È la scoperta fatta dalla polizia nel rione Nesima di Catania che ha portato all'arresto di padre e figlio di 40 e 17 anni. I 2 sono stati notati dagli agenti della squadra mobile mentre scaricavano pesanti scatole da un furgone a noleggio e le trasferivano all'interno di un garage. Il controllo ha fatto scattare la perquisizione dentro il deposito, hashish e marijuana in grandi quantità confezionati anche in panetti che imitavano per forma e odore comuni saponette. La successiva perquisizione nell'abitazione del padre ha permesso di sequestrare altra droga, cocaina compresa. In totale circa 137 kg di sostanze stupefacenti. Padre e figlio sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e condotti nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Frode sull'olio d'oliva scoperta a Palma di Montechiaro, vicino ad Agrigento. Olio di semi miscelato con clorofilla veniva spacciato per extravergine e venduto in Sicilia e in Calabria.
24 le persone indagate, diverse le società coinvolte, quasi €500.000 sequestrato. Tra i reati ipotizzati: associazione a delinquere, truffa, riciclaggio. Siamo allo spettacolo, la vita avventurosa e l'amicizia tra Antonio Veneziano, poeta siciliano del Cinquecento, e Miguel de Cervantes, l'autore del Don Chisciotte, in uno spettacolo tra musica e recitazione in scena allo Zoo Culture Contemporanee di Catania. Orazio Longo. Antonio Veneziano fu uno dei cosiddetti artisti maledetti del 1500. Partito da Monreale, ebbe una vita avventurosa che lo vide persino rapito dai pirati durante un viaggio verso la Spagna, condividendo ad Algeri la prigionia con un certo Miguel de Cervantes, il futuro autore del famoso libro del Don Chisciotte. Lo spettacolo Raju di Bellizza, l'ultimo volo di Antonio Veneziano, andato in scena al Centro Zoo Culture Contemporanee a Catania, ha rappresentato un percorso attraverso le musiche di Carmen Failla, interpretate dalla Broken Consorts con la voce di Francesca Laganà e i testi di Francesco Randazzo, sulla vita, le vicissitudini e l'arte del poeta siciliano, che sembra essere stato di ispirazione a Cervantes per tracciare la personalità del cavaliere errante. A declamare i versi Alessandro Idonea. Era invece per me l'affrancamento più grande e sublime che rende la vita degli uomini piena e degna d'essere vissuta come utile. E non soltanto per se stessi e per la persona amata, ma anche e soprattutto per il mondo stesso. Insieme a Pucci Giuffrida, patron della cantina Alcantara Winery, che ha dedicato un'etichetta Etna Doc da collezione al poeta, hanno dialogato il filologo Gianni Garrera, il professor Francesco Carapezza dell'Università di Palermo e il ricercatore Gianluca Vecchio. Nel giorno della memoria delle vittime dell'Olocausto, la Premier Meloni ricorda che occorre prevenire la piaga dell'antisemitismo. Per il capo dello Stato Mattarella la Shoah è il punto più oscuro della storia. A Catania è inaugurata alle Ciminiere una mostra su Anna Frank. Racconta il più grande genocidio mai avvenuto. Simona Mazzone. Gli scatti con la famiglia, il matrimonio dei genitori, momenti di vita a volte intimi, altre condivisi con un popolo che di lì a breve verrà dimezzato in quello che è considerato il più grande genocidio mai avvenuto. La storia di Anna Frank è passato ma anche presente, perché il giorno della memoria oggi assume un significato ancora più profondo, diventando monito attivo contro l'odio razziale e un appello alla responsabilità universale. Occorre prevenire la piaga dell'antisemitismo, ha detto il Premier Meloni, un percorso di memoria e richiamo secondo il sindaco di Catania. Quello che noi dobbiamo fare è non celebrare la memoria, ma rispettare il nostro passato per provare a correggere i nostri errori. Dostoevskij diceva che nei momenti particolari di debolezza abbiamo bisogno di qualcuno da idolatrare. Quello su cui visse e proliferò la campagna di Hitler. La mostra documentaria Anna Frank, una storia attuale, realizzata dalla Anne Frank House di Amsterdam in collaborazione con Fondazione OL e Città Metropolitana, allestita al Museo dello Sbarco delle Ciminiere, è una finestra sulla storia e un ponte nel tempo. I ponti servono per condividere valori, principi, e proprio oggi è un valore universale che è quello del rispetto della dignità umana e dei diritti umani. A rendere ancora più interessante la visita e la presenza degli studenti come Ciceroni. Dobbiamo eliminare i pregiudizi, dobbiamo essere capaci di costruire una società nella quale siamo capaci di guardare al diverso come un fratello e non come un nemico. La mostra itinerante allestita nello spazio dedicato a Phil Stern, che con i suoi scatti ha raccontato tutte le sfaccettature del conflitto mondiale e resta visitabile fino al prossimo 8 febbraio. Siamo arrivati alla nostra pausa, tra poco per il calcio, giorni di calciomercato per il Palermo e il Catania che sabato sarà in campo contro il Sorrento. State con noi. Calcio, giorni di lavoro e trattative per il direttore sportivo del Palermo Osti, Marco Gullà.
Il Palermo fa all-in per Matteo Tramoni. Il trequartista del Pisa continua a essere il principale obiettivo di mercato del club rosanero. Una trattativa lunga, estenuante, che non ha ancora trovato la stretta di mano tra le due società. Il Pisa non vorrebbe cedere Tramoni, ma il calciatore francese sarebbe più che convinto ad accettare la destinazione rosanero, anche perché ha parlato a lungo con Inzaghi. Il Palermo, forte della propria solidità e della chiarezza del progetto, ha offerto oltre 5 milioni di euro e adesso attende la risposta del Pisa. Alla fine la trattativa dovrebbe andare in porto. Allo stesso tempo il direttore sportivo Osti mantiene attiva una soluzione meno appariscente, ma sempre più concreta, rappresentata da Dennis Jonsen. I contatti con la Cremonese sono avviati e il quadro generale appare favorevole, dal momento che l'esterno offensivo non è ritenuto incedibile e una sua partenza non genererebbe particolari resistenze. Non solo mercato, il Palermo lavora per la trasferta di Bari di venerdì sera. Ai rosanero serve una vittoria pesante e fuori casa per dare un segnale al campionato e soprattutto non perdere la scia delle prime della classe. Inzaghi potrebbe tornare a schierare l'Eduaron trequartista in attesa di schiarite dal calciomercato. Catania al lavoro stamattina in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Sorrento. Francesco Triolo. Niente consueto riposo di martedì per il Catania. La partita col Sorrento anticipata al sabato fa cambiare i programmi settimanali e così oggi la squadra si è allenata regolarmente agli ordini di Mimmo Toscano. La vittoria con il Cosenza ha alimentato fiducia ed entusiasmo in un gruppo che sta crescendo anche nell'affiatamento e nell'unità di intenti. Daniele Donnarumma, ospite ieri sera a Corner, ha spiegato l'importanza di essere squadra. Con tutte le difficoltà che comunque si sono presentate lungo questo nostro percorso, con tutti i vari infortuni, i vari problemini, sicuramente se non avevi dietro un grande gruppo, un gruppo di ragazzi e di giocatori e di uomini prima che remano tutti quanti nella stessa direzione, non si va poi così tanto lontano. Infortuni e squalifiche, come ha ricordato Donnarumma, sono stati tanti, non mancheranno nemmeno questa settimana. Per esempio Casasola sarà squalificato, mentre l'infortunio di Di Tacchio nella rifinitura pre-Cosenza costringerà Toscano a perderlo per almeno un mese, visto che ha riportato l'infrazione da quarta costola sinistra e sarà costretto a guardare i suoi compagni in un mese di febbraio particolarmente intenso. Sorrento, Trapani, Cerignola, Siracusa e Giuliano sono le avversarie da affrontare. Al suo posto Toscano potrà scegliere tra Corbari, schierato contro il Cosenza, o Di Noia, nuovo acquisto e più portato al palleggio rispetto agli altri centrocampisti in organico. Da gestire anche Lunetta, partita in panchina nelle ultime 2 giornate a causa di un problema a una spalla. Pieraccini, fratturato sul metacarpo della mano sinistra, sarà invece a disposizione con l'ausilio di un tutore. Al posto di Casasola invece il sostituto naturale dovrebbe essere Raimo, ma bisognerà capire come Toscano vorrà affrontare la partita contro il Sorrento. Ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.